una cosa, spieghiamo cosa vuol dire. No, poi lo spiego in Di Pietrese, guarda. Lo spiego in Di Pietrese. Quando c'è un'estorsione, c'è il malvitoso che va davanti a lui, gli mette la pistola, oppure gli taglia le gambe, oppure va dalla moglie, eccetera, eccetera. Qua lo minaccia o lo violenta. Anche nel reato di concussione, tra concussione e estorsione, la differenza è che l'uno lo fa il pubblico ufficiale, la concussione, e l'altro fa il malavitoso. Sì. Ma nel reato del pubblico ufficiale c'era anche il reato della concussione per induzione. Vi posso assicurare che io che ho fatto Mani Pulite era il reato tipico, perché quando hai a che fare con un sindaco, con un parlamentare, con un ministro, con un pubblico funzionario, eccetera, non ti spara. Si gira dall'altra parte, fischietta, aspetta, cioè ti mette in condizioni che tu o mangi quella minestra o salti quella finestra, alla fine gli dai i soldi e dici grazie, grazie che l'hai presa. Una volta un ministro gliel'hanno portata alle 7:30 la mazzetta, ha aperto la porta, si è presa la mazzetta e non ti presentava la prossima volta prima delle 9, perché io dormo il sabato mattina. Ecco, voglio dire, c'è una situazione tale, io l'ho chiamata d'azione ambientale. Sì. In quest'ottica, quel che io mi permetto di dire, senza alcuna polemica, che qui, voglio dire, lo dico, io ho fatto parte del governo di centrosinistra, quindi chi è senza peccato di omissione scagli la prima pietra. Noi credo che avremmo dovuto fare sì una legge anticorruzione, ma non così come è fatta, perché anche quella che ha fatto ieri Renzi cosa ha detto ieri? Ha detto facciamo la task force. Sì, ma se tu gli dai un ceppetto in mano, che ci fa con la task force? Va a fare la fotografia? Gli devi dare gli strumenti gli devi dare. Allora, Salvatore, gli strumenti per Cantone adesso, chiamato diciamo, a riequilibrare una situazione sfuggita di mano. Beh, forse adesso, anche abbastanza... Si poteva anche capire che sfuggiva di mano. Sì, secondo me, infatti, quello che insegnano tutti è prevenire. No? Quando arriva il magistrato c'è già il morto. A questo punto c'è già il morto. Ormai non credo che possa... Ma quello che mi preoccupa di questo discorso, anche di quello che diceva Di Pietro, questo è un paese in cui se continuiamo così, già non si fa nulla, è un paese morto in cui non c'è più nulla, ma se poi entriamo in questa dinamica veramente, cioè, non c'è più un lavoro, non si può fare più un lavoro, perché qualsiasi lavoro in teoria cioè, viene bloccato, cioè, è fonte di corruzione, è fonte di... Io non so, bisogna trovare questo paese. Bisogna dividere le due cose. Sì, Renzi dice una cosa giustissima, i lavori devono andare avanti, i delinquenti devono andare dentro, perfetto. Però qui bisogna cominciare a prevenire, perché in questo paese non c'è più un lavoro. L'unico lavoro che c'è stato negli ultimi 20 anni, questo dell'Expo, e guarda che esplode. Cioè bisogna trovare una formula però per cercare... una bella daspo della politica, cioè voglio dire, tu c'hai Greganti, c'hai Frigeri, che sai chi è, gli riapri ancora la porta, e poi una daspo a vita pure per questi, no? Mettetele fuori dalla politica. In effetti è abbastanza paradossale, tra l'altro ancora una volta né Greganti né Frigerio parlano, perché come dire i detentori dell'organizzazione... Chi c'ha la marmellata in mano come fa a parlare? Non parla. Mentre gli imprenditori è la prima cosa che fanno, no? Immediatamente arrivano davanti al magistrato e dicono eccoci qua, ma perché non è la concussione o la corruzione non è un reato di affetto, un matrimonio d'amore, è un reato obbligato in cui ognuno lo fa per interesse proprio. Allora io ti do e ti tutela fino a quando mi conviene a me. L'imprenditore trasportarsi a casa un reato addosso a lui e dire ma costretto a farlo, indovini che dice? Posso dire, non finire, perché il discorso vero poi quello è, quando vai a vedere poi l'Expo, perché bisogna fare un'analisi che va oltre, il fatto, io non entro adesso nel merito giudiziario, quindi quello che dico non c'entra nulla con l'inchiesta. Quando tu vai a vedere però i lavori dell'Expo e ti rendi conto che il 60% dei lavori dell'Expo sono stati affidati alle coppe, il 40% li gestisce CL, c'è una commissione tra politica e affari che è impressionante, e questo è il nodo vero. E c'è da 50 anni. E questo è il nodo vero, e noi ci giriamo intorno. Sto cercando il titolo del tuo giornale. No. Ale, 3 miliardi alla sinistra, qual è questa storia con cui voi aprite oggi? Questa è una sì, che il Tesoro darà, siccome ha sempre vinto loro, hanno sempre vinto Manutto e Coppa, ha sempre vinto la gestione degli immobili, che rientra nell'Expo, che ha il 60% dei lavori, prenderà dal Tesoro, dal Ministro del Tesoro, una commissione probabilmente vincerà di 2,7 miliardi. No, non l'ha ancora vinta. Nel passato l'ha sempre vinta lei. Quindi... Io non vorrei che domani piove perché mi tocca darti ragione. Però... Questo è un segnale preoccupante. È l'unica cosa che cambia. Tutto è possibile. Però, per l'amore di Dio, cosa voglio dire? Io ho detto, sono venuto qui con tutto lo spirito di fare terzo rispetto a questa situazione, anche perché io né sono candidato né sto in Parlamento. Allora, in un'ottica di questo genere, io ricordo nell'inchiesta Mani Pulite la sintesi
sugli affari era questo: ogni 100 euro, non c'erano le lire, ma ogni 100, 25 andava a esponenti della DC, 25 andava a esponenti del PSI, 25 andava al sistema degli altri partiti minori e 25 andava in termini di assegnazione da parte, perché c'era l'ingegnerizzazione a sinistra, di assegnazione da parte al sistema delle cooperative. Ma non c'entra niente questa vicenda qui. Qui si sta parlando di una storia... No. Questa storia che stai parlando te è la storia del passato, che in cui c'era il finanziamento illecito dei partiti. Posso finire a parlare? Posso finire a parlare? Ma non è che vogliamo qui difendere... Posso finire a parlare? Sapete chi era il garante? Una teoria che non esiste. Sapete chi era il garante? Ma sapete chi era il garante della Milano da bene? Si chiama già Stefano Frigerio. A ritrovarmelo qua, scusatemi un poco. Mi tocca dar ragione pure a Tramontano, ma mi piace il cuore. Un po' impressione. E chi le disse Frigerio al primo, come dire, c'è stata una parte e c'è stata l'altra. La criminalità non è né di destra né di sinistra. Ci sono i criminali e non criminali. Di Pietro, Frigerio, a posto. Che le disse al primo interrogatorio quando si trovò davanti il procuratore che gli faceva le domande? Io ricordo questo di Frigerio. Frigerio era un uomo molto pio, era un uomo molto devoto. Io tant'è vero che ricordo cosa io gli dissi: ma tu mi sembri uno che prega i morti e frega i vivi. Tradotto. Sì. Ecco. Mentre voglio dire, quella situazione per cui, cioè, lui era un uomo molto, cioè, non si arrabbiava, era un uomo che stava come sta adesso, come l'avete vista adesso. Quel che a me preoccupa, ripeto, in questa situazione non è il Frigerio o il Greganti di turno, è chi gli ha aperto la porta, che non è che non lo conoscevano. Se questi erano conosciuti vuol dire che chi gliel'ha aperto o non poteva farne a meno o è ancora complice di quel sistema. Vuol dire che noi con mani pulite abbiamo scoperto solo la punta dell'iceberg, ma quando ce n'è ancora di vecchia Repubblica in quelle che chiamano surrettiziamente nuove? Siamo al punto, aspetta Salvatore, siamo al punto, perché la cosa è questa: il sistema è di questi due signori, ormai piuttosto anziani, insomma, era ragazzino. Ma perché Maltavro l'avevamo già conosciuto allora, ma rifà un'altra volta adesso. Vi dico solo questa cosa, perché avevano ancora i capelli allora. La cosa è questa, all'epoca c'era questa Tangentopoli, diciamo, di sistema, con tutti i 25%, i partiti, eccetera. La differenza con oggi? La differenza fondamentale è che oggi ci sono dei signori che hanno molto probabilmente buona pratica nel gestire questo tipo di affari, che si sono organizzati e che hanno deciso di condurre diciamo, una economia parallela, definiamola così. Io l'ho chiamata ingegnerizzazione della corruzione, e hanno utilizzato le loro conoscenze, la loro grande abilità maturata molto probabilmente nel passato. La differenza fondamentale rispetto al passato è che quel teorema che prima veniva raccontato da Di Pietro serviva a finanziare i partiti, questa volta serve a finanziare le tasche di una serie di bande di delinquenti. Però Di Pietro un po' scuote la testa. La cosa però qualcuno gli apre, poi alla fine... Infatti secondo me la responsabilità, bisognerebbe poi guardare alla responsabilità della politica, perché c'è una responsabilità della politica. Perché nel 2008, quando è stato costruito il percorso di affidamento degli appalti per Expo, bisognava prevedere, a mio avviso, e non c'ero né io né Matteo Renzi né il gruppo dirigente che in questo momento guida il mio partito, il Partito Democratico, molto probabilmente bisognava avere un'accortezza in più rispetto a quelle che sono avute, e cioè quello che dicevo prima, e cioè molto probabilmente non doveva essere affidato ad un soggetto privato la gestione dell'affidamento degli appalti visto le norme che abbiamo maturato in questi anni. Io ho lavorato in Regione Toscana con il compianto Pierluigi Vigna e abbiamo fatto insieme una legge sugli appalti pubblici nella Regione Toscana che, devo dire, era blindatissima nel modo con quale vengono affidati gli appalti. Non sono appalti pubblici. Perché se c'è un appalto pubblico, e Di Pietro ci insegna, l'appalto pubblico deve seguire una serie di procedure molto rigide, sia nella gestione degli appalti che dei subappalti, che nei meccanismi di trasparenza, di pubblicità degli atti, cosa che, devo dire, mi sembra all'Expo non sono state seguite. E questa è una grave responsabilità. Io non so chi è la responsabilità, ma arriveremo a capirlo. Io non so ovviamente le connessioni attuali o meno, ma se Primo Greganti 20 anni fa, e Di Pietro può confermarlo, è stato muto come un pesce, cioè questo, dico, è difficile oggi dopo 20 anni non aprirgli la porta.
Cioè, io non so se rendo lì. E perché? Perché uno che non lo so, uno che saprà tutto di più di tutta una serie di meccanismi, non tanto di persone, ma di meccanismi di un'area, perché è inevitabile che tu non apri la porta, diventa difficile non aprire la porta a questa persona che evidentemente ha fatto da mediatore in tutta una serie di rapporti tra le COP, la sinistra, lui e il resto. Dai, allora, voglio sentire però personaggio dell'epoca, adesso al di là del fatto che c'è Di Pietro in studio, l'altro personaggio, almeno agli inizi di Tangentopoli, Di Pietro se lo ricorderà bene, perché è stato Mario Chiesa. Mario Chiesa, nel 1992, vi facciamo vedere un estratto per l'appunto, l'esponente del partito socialista, diciamo della componente milanese, viene colto in flagrante mentre accetta una mazzetta, si trattava di 7 milioni di lire all'epoca, Gerardo, quindi 3.500 7 euro, milioni, vero Di Pietro? più o meno, da un imprenditore interessato appunto a vincere l'appalto per fare le pulizie dentro all'albergo Pio Trivulzio di Milano, di cui lui era all'epoca presidente. Dentro il contributo che vi facciamo vedere c'è anche un commento di Craxi che definì questo un caso isolato, prima ancora che scoppiasse tutto il resto, e usò un'espressione particolare per definire appunto Mario Chiesa. Vediamo, allora, storia oggi, ad Agorà. 17 febbraio 1992. Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista Milanese e presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene colto in flagrante mentre accetta una tangente da un imprenditore. Un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito. Marianna Aprile, è un mariuolo, disse Craxi, e fu la fine. Sì, ma io sono sinceramente un po' stupita degli argomenti sul tavolo, per un semplice fatto: non si capisce perché 20 anni fa, quando in teoria, ce lo raccontiamo da anni, i partiti erano ancora strutturati, non erano disciolti, non erano disgregati come li descriviamo, liquidi come li descriviamo ora, se 20 anni fa, che erano così solidi, non sono riusciti a impedire che un Primo Greganti ne facesse parte, non vedo perché debbano riuscirci ora che in teoria non esistono più i partiti così come li abbiamo conosciuti allora. Io trovo che questa storia oggi abbia più il sapore del vintage, del centenario che saltò dalla finestra e scomparve, cioè questo cascame culturale di ex residuati bellici di Mani Pulite, che non fanno più riferimento a nessun sistema strutturato di potere, ma che si arrabattano come possono, che abbassano le tariffe allo 0,8 invece che al 5, anzi se ne vantano, dicono guardate che in Italia non viene, che fanno i patti con la crisi, no? che cercano di insinuarsi in una situazione che è figlia della discrepanza tra modi e tempi. Ora, l'Expo è un evento che ha bisogno di una progettazione molto lunga nel tempo. I governi in Italia durano quel che durano. Era evidente che non ci potesse essere una fattiva sovrapposizione tra la capacità di governare un'opera come Expo e l'organizzazione dell'Expo, essendosi susseguiti non so più quanti governi tra la data in cui ce la siamo aggiudicata e la data in cui dovremmo in teoria metterla in opera. Per questo Matteo Renzi sta facendo l'operazione di comunicazione, l'unica che gli era possibile fare su questo scandalo. Cioè, siccome non poteva non mettercela, insomma, ha fatto, diciamo, l'avvocato del diavolo lui stesso, dicendo ci perderò consensi. Ma come in campagna elettorale, lei che in questi giorni nella circoscrizione del nord-est, mi aiuti lei? Nord-ovest, dove si candida, fa... immagino comizi tutti i giorni. In campagna elettorale questa storia come le si rivolta contro? Cioè, come la prende lei? Guardi, io abito a 5 chilometri dall'area Expo. Sì. Quindi tutti i giorni ci passo e il problema che si evidenzia, ma che vediamo tutti noi, è un rallentamento dei lavori. In campagna elettorale devo dire che anche stando nei mercati, nelle piazze, anche tra le imprese non c'è questo problema Expo, nel senso che tante imprese, ahimè, stanno rinunciando all'idea di Expo.
Quelle persone invece e quelle associazioni che si stanno avvicinando sono quelle molto vicine all'ambito dell'agroalimentare e anche dell'ambito dell'agricoltura. Queste sì sono interessate, ma trovano in questo momento difficoltà a avere dei canali di dialogo per poter interagire. Io volevo fare però una piccolissima riflessione. Vivendo a Bruxelles per metà settimana e conoscendo un po' le dinamiche europee, il fatto di continuare a parlare, giusto o non giusto che sia, perché la magistratura deve fare il suo percorso, continuamente degli appalti, delle tangenti, dell'Expo, attenzione che questo porterà a una diminuzione delle persone e dei paesi che vorranno aderire all'Expo, perché avranno il timore di quello che succederà e dei problemi che potranno avere. Quindi dobbiamo, secondo me, lasciare la magistratura lavorare, naturalmente il Premier lavorare e nello stesso tempo dare maggiori poteri, secondo me, al commissario Sala, ma di non ingigantire anche mediaticamente questo problema, perché avremmo delle ripercussioni molto negative nei paesi che hanno aderito o che vorranno ancora aderire, perché preferiranno rimanere fuori da tutta una situazione veramente di confusione che oggi abbiamo. Senta, lei... È un aspetto, ma c'è anche, scusi, c'è l'altro aspetto, che rilacciandomi a quello che dice Laura Comi, è che stanno inevitabilmente facendo un favore a Grillo immenso. Questo è il succo politico, è questo. Il dato elettorale è questo. Non è che si può non parlarne per non fare non parlarne è una cosa. No, ma io dico semplicemente dell'onorevole Comi, insomma, noi non avremmo dovuto fare i giornali. Negli ultimi giorni abbiamo avuto un ciccione tatuato che davanti a tutto il governo e alle massime autorità dello Stato e dello sport italiano si è alzato su una cancellata dell'Olimpica e ha deciso che si potesse cominciare a un certo punto, ma con 3/4 d'ora di ritardo. Ma questo non è vero, però. Ma come non è vero? Allora, accenda la televisione, legga i giornali. Purtroppo è vero, c'è chi gliel'ha permesso. E c'è chi gliel'ha permesso. Poi abbiamo scoperto che l'ex ministro diamo un'informazione giusta. La diamo un'informazione giusta. Poi abbiamo dato la notizia, abbiamo scoperto che il ministro dell'interno, l'ex ministro dell'interno di questo paese, Scajola, si adoperava per aiutare la latitanza di un condannato di 'ndrangheta. L'Indrangheta, ma aiutarlo a trasferirsi forse da Dubai al Libano, parlando con lui moglie. E aggiungo, è stato consentito che è stato arrestato ed è stata consentita una passerella che forse ci potevamo risparmiare. Sì, la passerella delle manette, sì, è potevamo risparmiare. Quella è un po'... ve lo ricordate Strauss-Kahn quando venne arrestato? Esatto, quella è stata forse una forzatura, qualcuno voleva farsi riprendere. Poi, terza vicenda di queste ore, l'Expo. Ora, l'onorevole Comi dice che siccome dovremmo tacere le notizie e parlare d'altro. No, non ho detto questo, attenzione. Però, non ho detto questo, ho detto... Dovremmo dedicarci ad altro, no? Purtroppo il paese... Io ho detto, attenzione, la magistratura deve fare il suo corso ed è giusto che lo faccia. Paese a questo ci ha portato. Noi strumentalizziamo questo continuamente anche in campagna elettorale. Comi, mi viene da chiederle... e non Grillo. Senta Comi, mi viene da chiederle però se anche lei, come Berlusconi, pensa che un certo grado di corruzione ambientale alla fine sia fisiologico. Ma guardi, io non voglio pensare che la corruzione sia fisiologica, perché io lotto nel mio piccolo per la legalità e per ottenere la legalità. Quindi a me di definire che qualcosa sia fisiologico nel momento in cui è contro la legge non me lo sento di dire. Io vorrei solo specificare meglio. Io non ho detto che bisogna tacere sull'argomento dell'Expo. Ho detto attenzione, non enfatizziamo, come siamo bravissimi a fare, questa situazione, perché chi poi ce ne rimette sono le piccole e medie imprese, è l'indotto che abbiamo bisogno derivante dall'Expo, che potrebbe essere notevolmente ridotto per paura di paesi che vengono qui. Scusi onorevole, ma le piccole e medie imprese sono in difficoltà perché sono state questo paese è stato malamente governato per anni, non perché i giornali enfatizzano questa vergogna delle No, guardi, mi scusi, le piccole e medie imprese sono in grandissima difficoltà per un motivo molto semplice, perché la pubblica amministrazione e lo Stato non paga i debiti che
ha nei confronti delle piccole e medie imprese. Quando noi abbiamo un fallimento di 50.000 imprese ogni anno che falliscono per dei crediti e non per dei debiti, questo è uno Stato assassino. Mi permetta il termine anche molto forte, ma non è possibile che un imprenditore bravo, capace, fallisca perché lo Stato e la pubblica amministrazione non paga i debiti che ha nei confronti dei cittadini e della gente e degli imprenditori. È anche uno scandalo che quando però un cittadino per un giorno di ritardo o anche per un centesimo non paga le tasse, arriva subito lo Stato con Equitalia. Questo è veramente lo scandalo. Me lo permetta però adesso. Un attimo solo, calma, riportiamo la calma in studio. Intanto Gelli deve andare via, però prima di andarsene. Prima di andarvi volevo dire, mettiamo delle condizioni al commissario di Expo di portare a casa il risultato. E questo è il punto che mi preoccupa di più. Questo mi sembra un elemento importante, al di là delle indagini che devono fare il suo percorso, eccetera. Perché Di Pietro, per esempio, dice che guardate il Cantone poi tutti questi mezzi per intervenire, anche perché lì il problema è privatistico, non è un ente pubblico, eccetera, non è che ci sono. Mettiamo il commissario nelle condizioni di poterlo fare, diamo la possibilità al Presidente del Consiglio, attraverso il garante, diciamo, dell'anticorruzione, Cantone, di avere gli strumenti. Quindi quegli strumenti che occorreranno per vigilare con attenzione. Lo so che è più facile dire bisognava farlo prima, ma siccome noi siamo arrivati al governo ora e questo tema dell'Expo viene dal 2008, è chiaro che dobbiamo cercare di salvare il Paese, perché guardate, qui veramente già la faccia l'abbiamo persa da un po' di tempo, ora cerchiamo almeno di salvare le opportunità che l'Expo può ridare nel rilancio del Paese, e sono previsti 20 milioni di visitatori, sono una cifra enorme. Dico, se noi riusciamo a chiudere la partita in tempi brevi, cioè nemmeno un anno, quindi, e per far questo, a mio avviso, gli strumenti ci sono, io credo che alla fine, nella pagina drammatica che si sta disegnando in queste ore, potremo dare un'opportunità per questo Paese, credo ne abbia bisogno, al di là di tutte le polemiche. Però credo che le condizioni ci siano. Grazie a Federico Gelli che è stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Viene sostituito da Walter Verini, che vedo già in attesa. Eccolo qui. Verini, come va? Grazie di essere venuto da noi. Io ho letto una cosa, lei ha detto, certo, nel trentennale della morte di Berlinguer, noi ci troviamo all'improvviso, non tanto all'improvviso, è da 20 anni che ce la poniamo, tutto il problema della questione morale che ritorna, una questione morale che non è mai stata risolta in Italia, sollevata da Berlinguer e arrivata allegramente fino a noi passando da Di Pietro. Ma sì, si ricorda Berlinguer in questo trentennale per molti aspetti. Il 31 luglio del 1981 rilasciò una notissima intervista a Eugenio Scalfaro. Oggi siamo troppo storici, dove il tema non era quello solo non rubare, quello lo dicono le leggi e lo dicono per chi ha fede i comandamenti. No, disse ai partiti, soprattutto ai partiti di governo dell'epoca, ma anche al suo partito, i partiti non debbono occupare spazi impropri, non debbono gestire, debbono progettare, programmare e controllare e poi rispondere ai cittadini, ma la gestione non deve appartenere ai partiti. Le nomine, i manager, in qualsiasi ambito, debbono essere scelti sulla base di un solo criterio: competenze, capacità, altrimenti si crea un meccanismo perverso di ingerenza impropria, di contiguità tra affari e politica, che è uno dei motivi, non il solo, del fatto che la questione morale è ancora purtroppo un tema molto attuale. A proposito di questione morale, Fabrizio, tu ti sei dimenticato, tra le tante follie di questi giorni, dal signore sulla cancellata che fa partire la partita alle tangenti, ai pizzini nelle mutande di uno degli indagati per nascondere la contabilità, al di là di questo ti sei dimenticato. Hanno fatto un passo avanti, io lo trovavo proprio nel cesso i pizzini. Li buttavano nel cesso? No, poi quindi hanno fatto un passo avanti. Mutande verdi sulla versione morale. La prima mazzetta l'ho trovata nel cesso. No, perché poi alla fine usciamo. Io voglio invece parlare di Marcello Dell'Utri, che è piantonato in ospedale a quello che sappiamo a Beirut, in Libano, dove peraltro, terra promessa evidentemente delle fughe carcerarie, dove doveva andare anche Matacena, secondo almeno le ricostruzioni che fanno i magistrati e che hanno portato in galera l'ex ministro dell'interno Scajola, che avrebbe in qualche modo cercato di favorire questa fuga da Dubai.
al Libano. Ma perché si sta così bene in Libano? Paolo Poggio, eccolo qua, da Beirut. Buongiorno da Beirut, insomma tutte le strade portano a Beirut più o meno in questo periodo, nonostante il traffico piuttosto soffocante della città. Ma come vedi, tempo splendido, una splendida primavera, insomma i motivi per cui Beirut è una città così interessante sono tanti. Sapete che Beirut era definita negli anni 70 la Parigi del Medio Oriente, oppure la Svizzera del Medio Oriente, sì, per l'enorme potere economico finanziario di questo paese. Poi naturalmente c'è stata la guerra civile, insomma ci sono state tante disgrazie che hanno colpito questo paese. La situazione di Marcello Dell'Utri, che si trova esattamente in questo edificio che vedete alle mie spalle, al quarto piano, la stanza 410, la situazione di Marcello Dell'Utri è una situazione che nelle ultime ore dal suo punto di vista si è complicata parecchio. Ricordiamo che Marcello Dell'Utri è stato arrestato qui il 12 aprile in questo lussuoso hotel Fenisia. Lui ha sempre detto di non essere in realtà scappato, di non essere latitante, dice tutti sapevano dove ero andato, fatto sta che è stato fermato dagli uomini della direzione investigativa antimafia e si trova dal 18 aprile in questo edificio. Ti confermo che è piantonato da 3 poliziotti, anzi da 3 militari, devo dire anche armati, diciamo, di tutto punto, in tuta mimetica, e proprio ieri abbiamo visto come dire, la grande differenza tra il trattamento in qualche modo di riguardo che è stato attuato nei confronti di Marcello Dell'Utri fino adesso. Non è stato portato in carcere, gli è stato consentito di passare la sua detenzione in questo ospedale. La stanza costa $600 al giorno, ovviamente spese che paga direttamente l'ex senatore. E poi invece abbiamo visto il riscontro con la rigidità delle regole della polizia giudiziaria. Insomma, ieri Marcello Dell'Utri è uscito in manette, ma con le braccia ammanettate dietro la schiena, super scortato, come se si trattasse di un detenuto ad alta pericolosità. Sono un po' le due facce di questa storia libanese. Però che cosa succederà? Scusa Ieri Paolo, allora a questo punto la domanda è, benissimo, intanto perché Matacena voleva andare in Libano dove ti arrestano e ti mettono le mani dietro la schiena, mentre Scajola almeno era ammanettato davanti, ma insomma questo c'entra poco. Però il punto chiave è quando potrà tornare Dell'Utri a Roma, in Italia, a scontare, e soprattutto se, come dice Di Pietro, che come vedete ancora oggi, 20 anni dopo, alla fine sono sempre gli stessi, Di Pietro. Lei... Frigerio, Greganti, va al punto. Paolo. Per scambiare il grane con il loglio. No, allora Marcello Dell'Utri tutta tornerà... l'erba al fascio. Dimmi Paolo. Rispondo brevemente alle tue domande. Allora, Marcello Dell'Utri tornerà quando il Consiglio dei Ministri libanese deciderà di farlo tornare. Ormai è chiaro che dal punto di vista giudiziario la Procura Generale del Libano difficilmente potrà fare rispetto a una sentenza definitiva della Corte di Cassazione italiana. Quindi aspetta, scusa Paolo, ti devo fermare per un attimo, perché forse vedo davanti alla scuola di Milano il Presidente del Consiglio che sta arrivando. Ditemi se mi sbaglio. Cecilia, che succede? No, solo fotografi? No, sono le macchine della scorta, ma ancora non è arrivato il Premier, no. Ovviamente qui le telecamere stanno aumentando, saremo almeno un centinaio di cronisti, ma ancora è in ritardo di 20 minuti, ma starà arrivando a momenti. Va bene, allora ci ritorniamo. Invece il ritardo magari di qualche anno tornerà Dell'Utri in Italia. Sì, dicelo tu. Paolo, continua. Sì, no, invece qua di cronista per il momento ci sono solo io, anche l'unica telecamera italiana, cosa che sconvolge un pochettino la polizia libanese, che insomma non riesce a capire l'attenzione della stampa italiana per questa vicenda. Comunque insomma Marcello Dell'Utri tornerà quando il Consiglio dei Ministri darà il via libera alla valutazione del magistrato, è attesa a ore, dunque si pensa che sia possibile in un paio di settimane, in 10 giorni, che Marcello Dell'Utri possa tornare in Italia. Anche perché Marcello Dell'Utri, ci ha raccontato il suo avvocato, non ha mai detto di non voler tornare in Italia. Lui ha detto: io non ero latitante, non sono scappato, mi sento sì vittima di un processo politico, ma insomma bisognerà vedere se è meglio passare 7 anni, magari non di carcere ma di arresti domiciliari in Italia, piuttosto che essere in qualche modo reclusi in una stanza, per quanto confortevole, per quanto costosa, di un ospedale libanese. E ti rispondo anche all'ultima domanda, perché tutti vogliono venire qua.
insomma, i motivi possono essere tanti. Come sapete c'è un nome chiave che entra sia nell'inchiesta che riguarda Marcello Dell'Utri, sia nell'inchiesta che riguarda Amedeo Matacena e dunque l'ex ministro Scajola, è quello di Amin Gemayel, potentissimo ministro cristiano maronita impegnato in una delicata campagna elettorale qui in Libano. In realtà Gemayel ha sempre detto di non conoscere né Scajola né Speziali, che è questo faccendiere italiano nipote di un parlamentare di Forza Italia, insomma un grande intreccio internazionale, ma forse alla fine scopriremo che Beirut non è un rifugio così sicuro per i latitanti politici italiani. Lo ha detto addirittura l'avvocato di Marcello Dell'Utri, ha detto ma insomma qui noi possiamo importare la grappa dall'Italia ma non possiamo importare i latitanti, e dunque state a casa che forse vabbè, sono le regole del commercio internazionale. Va bene, grazie a Paolo Poggio. Ma insomma è vero o no? Grazie Paolo. Fabrizio, che Berlusconi aveva detto no, ma Dell'Utri l'ho mandato io perché deve trattare con Gemayel, l'avevo mandato io in Libano. Sì, Berlusconi ha detto questo, Berlusconi ha detto anche altre cose in questi giorni, ha detto che non conosceva Matacena, ha detto Matacena chi? Matacena chi? È stato parlamentare di Forza Italia fino al 2001, mi sembra. Sì, per 6 anni. E poi ha detto anche che per gli anziani sono previste protesi gratuite. Ha detto adesso che non c'è democrazia, la telefonata. Poi ha detto che i cani e i gatti sono importanti. Insomma, è un po' un Berlusconi, mi pare, molto confuso in questa campagna elettorale, francamente. Sì. Cioè meno effettivo di prima? Insomma, lui ha sempre trovato dei colpi a sorpresa, mediaticamente parlando, no? Sì. Si è inventato delle cose. Questa volta mi sembra un po' in affanno, un po' stanco. Me lo fai sentire un attimo, Mia, Berlusconi su Matacena? Poi arriva. Il problema prima è che voglio si deve sentire attaccare Berlusconi. sugli specchi. Mi è rimasto poco. Facciamo sentire una piccola sequenza in realtà di smemorati o sì, presunti tali. Ecco, partiamo proprio da Berlusconi, che citava Roncone, per l'appunto interrogato su Matacena, che è stato, lo ricordiamo, un deputato di Forza Italia dal 1994 fino al 2001. Questa è la risposta di Berlusconi. Jerry. Questo Matacena si dice era di Forza Italia, io non me lo ricordo, ma forse è stato nostro deputato per poco tempo nel 94, 20 anni fa. Poco tempo, insomma, non molto. Vi facciamo vedere un altro contributo preso dalla puntata di ieri di Piazza Pulita, dove l'inviata Francesca Biagiotti è riuscita ad intervistare via Skype proprio Matacena, e proprio a Matacena ha chiesto conto di questo passaggio da Dubai al Libano, e lui ha negato tutto. Non voglio andare in Libano. E anche lui, di alcuni personaggi protagonisti di questa vicenda, proprio non si ricorda. Vediamo un attimo il contributo. Lei non conosce Gemayel, non conosce Speziali? Non conosco nessuno dei due. La persona che Scajola aveva individuato come intermediario per la sua, diciamo, latitanza in Libano era la stessa persona che ha contattato Marcello Dell'Utri, Speziali. Io Marcello Dell'Utri lo conosco, siamo stati colleghi alla Camera insieme. I nomi che lei mi fa sono per me sconosciuti. Ma quindi mi faccia capire, ma Scajola e sua moglie perché hanno contattato questa persona, secondo lei, se lei non sapeva niente? Mia moglie che ha contattato Claudio Scajola, al quale ci lega una grande stima, un grande affetto, una grande amicizia. Per causa sua moglie è in carcere, Scajola è in carcere, mentre lei sta a Dubai. Lo so, mi dispiace moltissimo per loro, sono convinto che la cosa saranno in grado di chiarirla in tempi molto veloci. Cioè, Marianna Aprile, tutto questo avviene a sua insaputa di Matacena. Adesso si spiega perché Berlusconi ha tanta fretta di trovare una cura sull'Alzheimer, nessuno ricorda più niente, cioè sono stati nello stesso partito, eccetera. Tra l'altro proprio ieri dovendo scrivere di questo, leggevo vecchie interviste di Matacena, che invece si ricorda benissimo di essere stato mandato a testimoniare in determinati processi proprio da Berlusconi, quindi insomma, è anche un terreno molto viscido quello su cui si è infilata l'amnesia di Berlusconi. Detto questo, è tutto all'insaputa di tutti stavolta, cioè Scajola non è solo. Sì, insomma, la linea editoriale è che Scajola... che dice ripeto, adesso, serve una cura urgente per l'Alzheimer. Ma una cura urgente a 360 gradi. Sta prendendo troppo piede di Pietro, calma, palettiamo, arginate di Pietro. Cioè, a me è veramente comica. Allora, nel PD nessuno conosce Greganti e tutto va bene.
Berlusconi non si ricorda di Matacena, che dal 2001, perché erano, forse vi dimenticate quanti onorevoli senatori ci sono stati nel Forza Italia e nel PD dal 94 fino adesso, tutti si scandalizzano. Berlusconi l'ha candidato. Matacena è tra i fondatori di Forza Italia. Matacena chi era una battuta? Se lo ricorda, è singolare, cioè questa storia veramente prova a attaccarsi alle cose. Cioè nel PD dice Comi, un uomo come Gregorio Comi se non ricorda Matacena, ma è veramente strumentale, in modo incredibile. Adesso poi anche nel 2001 io non ero all'interno del partito. lei, non lo chiedo a lei che nel 2001 non era ancora nata. A me chiede personalmente, non me lo ricordo. Io sto dicendo che però tutti diventano poi miracolosamente fondatori di Forza Italia. Io onestamente credo alle parole di Berlusconi nel momento in cui dice non me lo ricordo. Allora nel PD tutti colpiti da Alzheimer. Abbiamo tutti lo stesso problema. No, ma è una cosa Greganti non ha niente a che fare nulla a che fare col PD. Nulla a che fare. Poteva avere a che fare con il PC, può avere dei rapporti personali. Forse si dimenticava, era iscritto alla sede, credo avesse un'iscrizione. Entrava ogni mercoledì al Senato, non credo che andasse a trovare Berlusconi, che tra l'altro è decaduto, cioè sinceramente. Non è mai stato al Nazareno, non è mai stato. I rapporti si possono non ha rapporti organici, si parla di un'altra cosa. Come non ha rapporti organici? Uno dei fondatori di Forza Italia. Ma fondatori, chi lo dice fondatori? Chi lo dice? Sto parlando ma dopo diventano di tutti fondatori, siamo quasi a quota 2 milioni. Stiamo parlando di Matacena, uno per volta. Adesso stiamo parlando di Matacena, di cui si fa ironia. In Calabria è un ganglio fondamentale. Marianna, voglio che tu mi aiuti a ricostruire questa storia di Matacena, che è abbastanza complicata, perché Scajola, amico di Matacena, ma soprattutto mi sembra di capire della moglie di Matacena, decide di aiutare Matacena a spostarsi da Dubai in Libano a insaputa di Matacena, a sua insaputa, e per fare questo viene intercettato varie volte al telefono con Qui sono in molti la che fanno moglie. a loro insaputa. Tutti a loro insaputa. Vabbè, ma par condicio generalizzato. Mi fai vedere un secondo Chiara Rizzo, moglie. Ve lo facciamo vedere diciamo in due aspetti, 21 e 22 per la regia se ci segue, due aspetti almeno. Il primo forse è quello del racconto raccolto per l'appunto ieri nelle parole stesse di Matacena, interrogato sull'arresto della moglie, che definisce non proprio un arresto, erano altri motivi che l'hanno spinta a tornare. Sentiamo intanto questo e poi vediamo l'altro volto, diciamo, di Chiara Rizzo. Io non direi che è stata arrestata, visto che lei è venuta spontaneamente. Io le avevo detto di non farlo, di aspettare che gli avvocati verificassero bene le carte, che cominciassero a fare il loro mestiere. Poi dopo lei aveva questa fretta di cercare di andare a chiarire, che è convinta che riusciva a chiarire, che può chiarire tutto, perché abbiamo un figlio minore che è rimasto da solo e al cuore di mamma non si comanda. Al cuore di mamma non si comanda, questo è stato quello che l'ha riportata in Italia. Però in questi giorni sui quotidiani, soprattutto sui quotidiani online, su internet, si sono fatte vedere moltissime altre foto di questa Chiara Rizzo, che perché hanno, alla fine Chiara Rizzo è un personaggio molto. Anche qui che non passa inosservato, Ex di cui modella, ricordarsi. una donna molto conosciuta a Monaco dove viveva. Ecco, il nostro Pasquale D'Aiello ha fatto una piccola raccolta di queste foto, perché anche in questo caso c'è il chercher la femme, cioè la donna, diciamo, al centro di tutta questa cosa. È accaduto precedentemente, quindi vediamo intanto queste foto. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo. Beh, però mi lasci dire, finisce così. È molto bella, ma somiglia pure. No, adesso non c'entra nulla. Vabbè, Di Pietro smargina. È un complimento che volevo fare a lei. Arrestate Di Pietro, ma che dice? Vabbè, allora, è un complimento fenomenologia di Chiara Rizzo rapidamente, poi vedo Barbacetto che non avevo visto e mi scuso, arrivo Gianni, arrivo da detta un attimo. No, se davvero, come dicono gli inquirenti calabresi, Chiara Rizzo è l'anello di congiunzione di tutto il sistema,
Darwin ci ha dato una fregatura, nel senso ci ha fatto credere fossero molto diversi finora. La signora è perfetta per essere la cover girl di questa storia, non solo perché è bella, avvenente, ha posato, però per beneficenza, in pose diciamo un po' da sexy car wash, non solo perché è ricca, la lavatrice perché... di macchine sexy, quelle delle magliette sì, bagnate. con queste pose, insomma, sulla Ferrari. Questa è soprattutto una madre che è venuta a recuperarsi non solo i per figli, quello, insomma. ma perché per la bella vita che faceva e che sbandierava. Ieri, ricostruendo il personaggio, ho fatto un po' di telefonate a Monte Carlo e raccontavano la coppia in questo modo. Dice, a Monte Carlo diciamo, l'antropologia monegasca si divide in due tribù, quelli che fanno affari più o meno di nascosto e quindi tendono a non comparire, e invece quelli che vorrebbero ma non possono e quindi sbandierano, non perdono una charity, non fanno altro che red carpet, in questo caso dicono Matacena appartenesse alla prima categoria e la moglie alla seconda, quindi c'è una divisione diciamo, familiare. Matacena, che a Monte Carlo si vedeva pochissimo, e la signora di fatto viveva proprio con questi due figli. Tra l'altro il famoso cuore di mamma a cui fa riferimento Matacena è emerso molto anche dalle carte di questa inchiesta, cioè la signora si preoccupava negli ultimi tempi del futuro prossimo che l'attendeva, per cui avrebbe scritto una lettera alla figlia Francesca, la figlia maggiore, chiedendole di prendersi cura di Athos, il figlio ci sono poi delle dimensioni drammatiche familiari che non è neanche giusto sbandierare in piazza. Sì, assolutamente. E di questo io mi scuso in prima persona. L'inchiesta è un'altra cosa. Questi aspetti è meglio che li diciamo. Teniamo fuori gli aspetti personali, Gianni Barbagetto, però cerca di aiutarmi a tenere insieme le cose qua, nel senso che noi siamo partiti, figurati, addirittura, e tra un po' ci torniamo col Ministro dell'Interno, da Lampedusa, per arrivare poi alla corruzione a Tangentopoli, a Dell'Utri e a Matacena. C'è un filo rosso che lega tutto? Se lo sentiamo è meglio, Questo è un paese ad alto tasso di illegalità, dove il rapporto tra la politica e gli affari, ma ormai la politica è spesso incrocio con gli affari, e allora così mi veniva un po' da ridere a sentire come ci sono le reciproche, no? Gli schieramenti che dicono certo Matacena, voi vi dimenticate Matacena, e l'altro ma voi vi dimenticate Greganti. Il problema è che i Matacena e i Greganti da una parte e dall'altra sono personaggi fondamentali che in realtà nessuno si dimentica, perché adesso ho visto lì Di Pietro, no? Di Pietro conosce benissimo la corruzione della Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica che cosa succedeva? Succedeva che c'era almeno il coraggio da parte dei partiti di esibire senza ipocrisia, in qualche modo, la loro illegalità. Cioè c'era il cassiere ufficiale di partito che raccoglieva i soldi. Adesso questo non c'è più, ma ci sono appunto i personaggi come i Frigerio, i Greganti, che sono come i corsari, no? Hanno la... Scusate, sono molto malandato, ma influente. Non ti preoccupare. Ecco, che sono come i corsari, no? Che agiscono per i partiti, ma senza che i partiti se li assumano davvero, no? Frigerio però poi i soldi a chi li danno? Li tengono per loro o li distribuiscono? In questo caso li tengono per loro. Allora, i soldi li tengono per loro, ma il potere, cioè il potere di determinare la carriera di un Paris non è di Greganti o di Frigerio, è dei partiti. Il potere di fare affari, di coinvolgere la cooperativa Manutencoop piuttosto che un'altra cooperativa rossa, non è di Greganti, è della struttura, del sistema politico ed economico. Quindi questi lavorano per i partiti, Gianni, il punto è centrale. Lavorano per i partiti ma senza metterci la faccia, cioè i partiti hanno l'ipocrisia di dire, di poter dire, ecco, quelli lì noi non li riconosciamo. Allora, sono dei millantatori verini oppure
hanno delle aderenze con, come diceva lei, dei gangli vitali nei partiti. Ma guardi, io penso, guardiamo i fatti, il Presidente del Consiglio va lì a Milano, nomina una personalità di straordinario spessore morale e professionale come Raffaele Cantone, dà un segnale forte di legalità e trasparenza. Noi diciamo la magistratura deve andare avanti, viva le inchieste della magistratura, noi non diciamo che, come è stato detto, e non voglio polemizzare, che si aiutava un amico, non so se ha usato il termine esiliato o latitante. La differenza è che noi le inchieste della magistratura vogliamo che vadano avanti, siamo da quella parte, siamo parte lesa, certo, è chiaro, quindi non possiamo mettere sullo stesso piano comportamenti diversi. Però la cosa che mi viene da chiederle, avendo qui Di Pietro e avendo visto prima Mario Chiesa e Craxi che dice quello è un mariuolo, è una cosa, non c'entra niente, è un mariuolo, i partiti non c'entrano. Anche allora la prima reazione fu questa, di dire guardate che questi sono 2 o 3 scalzacani presi da Di Pietro, ma che c'entriamo noi? Ma è evidente che personaggi come quelli, come Frigerio, come Greganti, che probabilmente in questa fase della loro vita stanno lavorando per se stessi, possono avere rapporti, legami, fanno azione di lobbying, possono avere anche contatti personali, ma dire che il Partito Democratico ha rapporti con Greganti è una bestialità e la prova sta nel fatto che il Partito Democratico ha interesse che trasparenza, legalità si affermino. Poi ci sono ritardi della politica, le leggi, gli strumenti. Ha ragione Di Pietro, lo sentivo prima. Dobbiamo su questo fare un'ultima cosa. Abbiamo anche un problema, secondo me. 70 passaggi per aprire un'impresa. Sono troppi. No, ma lì, è lì che si cela la discrezionalità e probabilmente la corruzione. Esatto, però allora, voglio sentire Di Pietro chiamato in causa 1000 volte. Guardiamo in prospettiva. Io che sia stato mandato una task force, poi Cantone con una persona competente e capace, sono più che d'accordo. Il problema è adesso che facciamo? Se qui ci giriamo intorno e continuiamo a dire quella l'ha fatta e quella, non veniamo a capo. Io credo che tra i tanti decreti legge, Verini, te lo dico veramente col cuore in mano, tra i tanti decreti legge da fare, uno urgente da fare è quella di fare un pacchetto giustizia per evitare che questo accada ancora, soprattutto in materia di... C'è un tema che più mi interessa, è il finanziamento dei privati ai partiti. Una volta era... Tutta l'inchiesta Mani Pulite si basava sull'illecito finanziamento ai partiti. Adesso c'è una norma che dice che basta che quando dai un soldo ai partiti fino a 100.000 euro e lo dichiari congiuntamente al Parlamento, non solo non è reato ma non ci paga neanche le tasse. Ecco, forse eliminare quella norma andrebbe bene, forse reinserire il reato di concussione per induzione andrebbe bene. Cioè lei dice forse che noi siamo un po' allora, cosa voglio dire? No, il mio appello è questo, ma non senza polemica, ma proprio da appello di cittadino che crede nella buona volontà e nella buona fede di Matteo Renzi e del governo e del Parlamento che si interroga. Fate questo decreto legge in cui mandate un messaggio chiaro anche all'esterno. È successo quello che è successo, ma siccome Expo 2015 vogliamo fare, non succeda più, e chiudo, non succeda più come è successa nei tempi di Mani Pulite. Ai tempi di Mani Pulite il mazzo ce l'hanno fatto a noi che abbiamo fatto l'inchiesta, non a quelli che hanno fatto il processo. C'è stato un altro esponente politico che ha detto tutto sommato alla fine il 50 e il 60% sono stati prosciolti, confondendo il proscioglimento con l'assoluzione. Una cosa è l'assoluzione perché il fatto non l'hai fatto, un'altra cosa è il proscioglimento perché nel frattempo hai ridotto a metà il tempo della prescrizione, hai fatto diventare non più reato quello che era reato, non fai più diventare prova che quello era prova. Voglio dire, oggi, fino ad ora, a destra e a sinistra, lascia stare i nuovi, io non me la prendo, certo, Laura Comi non c'entra niente con quello che è successo prima, così come Matteo Renzi non c'entra niente con quello che è successo prima, quindi vedete che ho parlato dell'uno e dell'altro, ma fino adesso la politica a 360 gradi, preso atto del cancro sociale di Tangentopoli scoperti da Mani Pulite, hanno curato i medici invece che curare la malattia. Però non hai parlato del Movimento 5 Stelle che invece è stato evocato più volte oggi. Dov'è la nostra Roberta Ferrari? A protestare si fa presto. A protestare si fa presto. Però nel frattempo è chiaro che questo è un carro da campagna elettorale, ma anche non da campagna elettorale, insomma è un problema gravissimo dell'Italia, anche di fronte alla figuraccia olimpica che abbiamo fatto fuori di qui, però è chiaro che il boccone è molto ghiotto e infatti Beppe Grillo oggi è a Milano, in contemporanea con Renzi che intanto ancora non arriva, c'è la nostra Cecilia Carpio lì davanti alla scuola che sta piantonando, ma ancora non vediamo il corteo del Presidente del Consiglio. Invece Grillo cosa fa, Roberta? Beppe Grillo sarà
a Milano nel pomeriggio e terrà proprio una conferenza stampa sull'Expo, perché il Movimento 5 Stelle ovviamente sta cavalcando la vicenda dell'inchiesta. Beppe Grillo anche ieri dal palco di Brescia, ricordiamo, sta facendo un tour attraverso l'Italia, il Vinciamo Noi Tour per le europee, ha detto l'Expo era un pacco, si sapeva, dobbiamo bloccare i lavori, e soprattutto ha detto già il 90% degli appalti sono stati assegnati, quindi oggi tornerà a fare questo tipo di accuse. Ricordiamo appunto conferenza stampa a Milano alle 16 e tra l'altro poi in serata sarà a Bergamo. Diciamo che la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, in particolar modo di Beppe Grillo, in questo momento è concentrata sul nord. Su 3 settimane di campagna elettorale di Beppe Grillo, solo 4 le tappe al sud, tutto il resto nord Italia e centro, per concludersi poi con il comizio di San Giovanni a Roma il 23. E comunque appunto la battaglia sull'Expo 2015 è abbastanza evidente per il Movimento 5 Stelle, che dice: noi vi avevamo avvertito prima ancora che ci fossero gli arresti. Sì, perché il Movimento 5 Stelle 3 settimane fa, ricordami, tu c'eri, mi sembra, era andato sui cantieri. Dei cantieri dell'Expo ovviamente aveva già denunciato in qualche modo il malaffare, aveva chiesto che ci fossero degli approfondimenti su questo tema. Per quanto riguarda invece la politica, vi ricordo che oggi qui a Montecitorio si vota la fiducia sul decreto lavoro e è la terza fiducia dopo il passaggio alla Camera, al Senato, e per abbreviare i tempi, visto che deve essere convertito in legge entro il 19 maggio. Sì, altrimenti non si fa più in tempo. Allora, intanto Lara Comi deve andare, io la volevo salutare e ringraziare. Grazie a Lara Comi. Grazie. Dorina Bianchi in studio. No, io volevo dire che in questo senso noi abbiamo una contrapposizione con Renzi, che sicuramente oggi esprime la rabbia del Paese e che io rispetto indubbiamente in questo momento. È un governo che sta facendo delle cose, perché noi non dobbiamo dimenticare che questa prima parte del governo delle cose sono state fatte, iniziando da delle misure economiche alle riforme costituzionali. Indubbiamente oggi stiamo lavorando su altre cose che sono: una, la semplificazione della burocrazia in Italia, che costa alle imprese italiane e crea spesso anche queste situazioni che abbiamo visto. 2, la riforma della giustizia, in cui tra l'altro noi ci siamo dati anche una scadenza, nel senso che non abbiamo detto che lo faremo fra 2 anni, abbiamo detto che lo faremo dopo la campagna elettorale, quindi da giugno, in cui alcune cose che anche Di Pietro diceva possono essere introdotte. Voglio ricordare che in questo anno comunque il Parlamento ha fatto delle cose, il finanziamento pubblico dei partiti è stabilito. Io vorrei ricordare che il Nuovo Centrodestra è il primo partito che non ha nessun finanziamento pubblico, e quindi va regolamentata anche quello che poi... È vero, il Nuovo Centrodestra fa una campagna elettorale completamente con risorse proprie, non prende nulla dallo Stato, come secondo me è giusto, visto che abbiamo anche lavorato perché questo accadesse, e naturalmente bisogna regolamentare quelli che sono i finanziamenti poi privati ai partiti. Su questo sono perfettamente d'accordo con Di Pietro, perché credo che la trasparenza sia poi la risposta migliore per permettere ai cittadini di poter seguire e anche alla politica e alla burocrazia di fare le cose nel miglior modo possibile, perché io sono d'accordo con chi diceva prima, e mi dispiace non me lo ricordo, che la politica non deve gestire, ma la politica deve indirizzare dei processi. Va bene, ho capito, lei non se lo ricorda, anche lei qui è tutto... E io credo un'altra cosa, che Scajola abbia commesso una cosa secondo me deprecabile, che è quella da ex ministro di in qualche modo è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa alla giustizia, e questo credo che sia un fatto grave, sinceramente. Va bene, allora intanto ecco qui Renzi, vai Cecilia. Sentite, vedete le immagini? Eccole. Sì. Accolto dal sindaco di Milano Pisapia, ci avevano già avvertito che non avrebbe risposto a nessuna domanda, adesso incontra i bambini, il programma è nettamente in ritardo di 3/4 d'ora, tra un quarto d'ora il Presidente del Consiglio dovrà essere a Via Rovello, sede dell'Expo, per questa riunione operativa con Giuseppe Sala per capire quali saranno i compiti da dare a Raffaele Cantone, se Cantone avrà carta bianca, perché questo bisognerà capire
sapere quali saranno i nuovi compiti. Poi dopo Renzi andrà alla Camera di Commercio di Milano, che è attore importante nella costruzione dell'Expo, e vi dico che la Camera di Commercio circa un mese fa ha commissionato, ecco, intanto torniamo sulle immagini da Renzi in mezzo ai bambini, osannato dai bambini. Però quello che vi stavo dicendo, perché è importante l'incontro con la Camera di Commercio? Perché di fronte alla platea, Renzi avrà una platea di imprenditori e commercianti, attori importanti e protagonisti della esposizione universale, la stessa Camera di Commercio che 3 mesi fa ha commissionato all'Università Bocconi uno studio per capire quali saranno le ricadute economiche non solo sul territorio lombardo e sulla città di Milano, ma anche sull'Italia. Si parla fino al 2020. Questi sarebbero 20 miliardi, circa 20 miliardi. Va bene, compreso tutto l'indotto. Tra l'altro è un sistema che l'Italia ha esportato, un sistema di valutazione per capire anche le prossime esposizioni universali quanto porteranno nelle casse dello Stato ospitante. Grazie Cecilia. Allora, lasciamo Renzi nella scuola con i bambini, eccetera, eccetera. È un po' il filone che abbiamo già visto alle altre scuole. All'inizio ogni mercoledì, mi sembra, o martedì, Renzi andava nelle scuole, adesso non lo fa da un po'. Mi fate vedere il cartello 1 e poi su questo forse vi lascio. Quanto pesa la corruzione in Italia? Tanto per capire, gli investimenti esteri il 16%, crescita aziende meno 25%, costo degli appalti è Di Pietro più 20%. Ho chiuso perché vedo il Ministro dell'Interno che è collegato con noi e voglio chiudere con un faccia a faccia. Un chilometro di TAV in Germania 9 milioni, un chilometro di TAV in Francia 11 milioni, un chilometro di TAV in Italia 39 milioni, capisci a me? Abbiamo capito perfettamente. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti, restate con noi. Adesso però, dov'è il Ministro dell'Interno? Eccolo qui, Alfano, Angelino Alfano, me lo mettete sullo schermo grande. Voglio far vedere ad Alfano che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Una storia che abbiamo girato ieri a Roma e che oggi per esempio è sulla prima pagina del Tempo, giornale romano, che riguarda l'emergenza abitativa. Abbiamo mandato il nostro Fabio Trappolini in giro per Roma a raccontarci una manifestazione che è stata piena anche di momenti di qualche tensione. Partiamo da qui, grazie a tutti i nostri ospiti. State con noi. Andiamo a Piazza del Campidoglio e vedremo, insomma. Ma la piazza è interdetta, sembra che non ci possiate andare. Va bene, vedremo. Vabbè, noi ci proviamo come al solito, sfiliamo in questa città e arriviamo là davanti. Il mio paese se ne fotte, trianti di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Se ci saranno incidenti? Gli incidenti in questa città ci sono tutti i giorni, riguardano migliaia, milioni di persone che hanno incidenti, perdono il lavoro, perdono la casa, non sanno come curarsi, hanno un anziano a carico e non sanno come tenerlo. Questi sono gli incidenti reali, non i saccheggi di cui parla il Ministro degli Interni. La soluzione è una semplice e elementare, prendere laddove c'è e portare laddove non c'è. Questa è la soluzione. Quindi occupare le case? Anche. Roma si parliga, noi rimaniamo qua. La signora è stata buttata fuori, adesso non sa dove andare a dormire, perché praticamente questo governo, questa regione, questo comune non hanno trovato una sistemazione. Signora, questa sera dove è andato? Ma che me la fa fare questa domanda? Che gli rispondo, faccia capire. Non so proprio che io sto qui apposta. O dormo per strada o qualcuno, spero, mi auguro che provvederà in qualche maniera. Noi il poco che stiamo guadagnando abbiamo i figli e questi figli basta vederli per capire dove vanno i nostri soldi. Avere 1.000 euro in tasca non ti permette di avere la casa. Più sta più andiamo peggio, che dobbiamo fare? Siamo tanti, siamo da loro che sanno a fare. Fanno solo i cosi sociali per guadagnare i soldi e noi niente andiamo. Vanno occupate e le bollette non vanno più pagate.
avevo una casa, però anche se prendo un stipendio non basta per pagare un affitto, e credo che persone che non possono pagare affitto 700-800 euro per una famiglia, è giusto che occupano un posto che non si usa, è di nessuno e non si usa. Piano piano si è cancellata l'edilizia residenziale pubblica, l'hanno fatto un po' tutti i governi che si sono succeduti, e adesso Renzi con questo decreto ha dato il colpo di grazia. Il mio paese se ne frega. Allora Ministro, abbiamo 10 minuti per noi. Intanto come si riesce a contemperare il problema della casa con il problema della sicurezza a Roma? Lei ha detto varie volte, Roma è un punto centrale, va blindato in qualche modo, va preservata la città. Ma ieri c'è stato un corteo tutto sommato pacifico. C'erano ancora una volta attese molto negative, coinvolgimento degli immigrati, e forse anche per questo che è cominciato con grande ritardo, per consentire che dopo il loro lavoro potessero solidarizzare con i movimenti per la casa. Però il corteo di ieri è stato pacifico, cioè se sfilano per Roma, urlano contro il governo, protestano e manifestano la loro rabbia, rientra nelle leggi, nella Costituzione, nel diritto di manifestare. Quello che per noi è inaccettabile è il fatto che si pretenda di manifestare contro l'austerity e contro la precarietà imbracciando spranghe, impugnando manganelli, prendendo sanpietrini da 1 chilo e tirandoli addosso alle nostre forze dell'ordine, lanciando razzi e petardi, incappucciandosi e non facendosi riconoscere, bloccando il centro con la violenza e impedendo financo ai turisti di uscire dagli alberghi, e anche magari ai negozianti imponendo la chiusura delle saracinesche. Questa non è libertà di manifestazione del pensiero, ma questa è violenza che lo Stato deve impedire per tutelare Roma, questa nostra straordinaria capitale che non può diventare lo sfogatoio di tutte le tensioni nazionali, e per garantire il centro storico di Roma, il suo essere patrimonio di tutta l'umanità intera, i commercianti che devono lavorare, i turisti che devono girare e i romani che la devono vivere questa città. Arriviamo al Mare Nostrum, Ministro. Queste sono le foto, le avrà viste su tutti i giornali, questo è la Repubblica, già recuperati 17 cadaveri almeno fino a ieri sera. Oggi il titolo della Stampa è: Alfano avvisa l'Europa, lasceremo i profughi liberi di andarsene. È una minaccia all'Europa, l'Europa ci ha lasciato solo. E Guardi, questa operazione, questi 17 morti sono un fallimento di Mare Nostrum, secondo lei? Ma che ne abbiamo salvati oltre 20.000. Quello che mi risulta insopportabile a proposito di Mare Nostrum è la ipocrisia di chi ogni giorno ci attacca, ci insulta, ci dileggia perché facciamo soccorso in mare, e ieri con una ipocrisia inaccettabile diceva che piangeva le morti in mare e i morti in mare. Ecco, ai partiti politici e ai singoli esponenti dei partiti politici che ogni giorno ci chiedono di non fare più soccorso in mare, perché di questo si tratta, noi diciamo con grande chiarezza di passarsi la mano sulla coscienza dopo i morti di ieri. E inoltre noi diciamo con altrettanta chiarezza all'Europa che l'Europa ha 2 strade, scelga lei. O viene qui con noi sul Mediterraneo, togliamo la bandiera della Marina Militare Italiana e la bandiera italiana dalla operazione Mare Nostrum e issiamo la bandiera dell'Europa per dire che quella è la frontiera europea, o se noi ci accolliamo il soccorso in mare, noi una volta che a questi avremo riconosciuto lo status di profughi, di protetti dal punto di vista umanitario, di asilati politici perché hanno asilo politico, e non vogliono loro stare in Italia, perché magari vogliono andare in Svezia, vogliono andare in Germania, vogliono andare da un'altra parte, noi li lasceremo andare via, perché se il diritto d'asilo è un diritto veramente sacro, è altrettanto vero che non si deve esercitare questo diritto per forza nel paese di primo ingresso, si può esercitare in tutta Europa perché è volontaria la disponibilità dell'immigrato o del migrante di andare esattamente in un altro paese d'Europa. Alfano, Frontex, che fine ha fatto l'operazione Frontex? 30 milioni stanziati dall'Europa. È una roba molto debole. Pensi che la sede di Frontex è a Varsavia, città importantissima e meravigliosa,
ma che fa capire dal punto di vista simbolico come la frontiera nella testa dell'Europa sia un tema che riguardi l'est e l'ovest dell'Europa e del mondo. Invece oggi il tema della frontiera è il Mediterraneo, è il nord e il sud del mondo. E c'è un altro aspetto che risulta inaccettabile dell'Europa. L'aspetto è questo: se noi abbiamo oggi meno migranti di quelli della Germania e degli altri paesi del nord, non possiamo avere rinfacciato dai paesi del nord dell'Europa voi ne avete di meno, ma che cavolo volete da noi? Voi ne avete 30.000, 40.000 e noi ne abbiamo 100.000. Perché la cosa è molto diversa, noi facciamo soccorso in mare, cioè questi qui noi li andiamo a prendere in mare perché altrimenti muoiono. Ed una cosa è bene chiarire anche di fronte ai nostri telespettatori e di fronte agli italiani. 10 anni fa, quando si parlava di migrazione e anche quando sotto la governance del ministro Maroni e del presidente Berlusconi l'Italia ha raggiunto il titolo di anno con il maggior numero di migranti, mi riferisco al 2011, si trattava di migranti economici, abbiamo superato i 62.000. Migranti economici vuol dire, un attimo, che venivano in Italia per lavorare. Oggi questi non vengono in Italia per lavorare, anzi non vogliono neanche stare in Italia perché sanno che c'è disoccupazione e fuggono dalle crocifissioni in Siria. Avete visto come vengono ammazzati? Sì, l'abbiamo visto, certo non tutti, però è chiaro che la guerra è un fattore determinante. Però... No, fuggono dalle guerre, per cui la grande parte, la grandissima parte di questi migranti sono qui perché chiedono asilo politico. La grandissima parte ne ha diritto e quando ha diritto all'asilo politico e vuole andare via, noi li lasceremo andare via, così vediamo se l'Europa ci aiuta a presidiare il Mediterraneo o no. Alfano, ancora 3 minuti e voglio parlare del caso Scajola intanto. Ho visto che la polizia sta disponendo un'inchiesta sulla scorta del ministro dell'Interno Scajola. Dopo tutti questi anni, Scajola è stato ministro dell'Interno più di 10 anni fa. Sì, è già avviata e ovviamente non è questa televisiva la sede in cui parlarne, ma è certamente... Ma perché un ministro dell'Interno ha una scorta 12 anni dopo, 13 anni dopo? È certamente già avviata. E al di là dell'averla o non averla, perché non è una decisione, è una decisione tipica degli organismi tecnici territoriali, non è una decisione che è a monte, e a parte il fatto che Scajola è stato anche più di recente che 10 anni fa ministro, ma il punto è l'uso che se ne è fatto. No, 10 anni fa. Il punto è l'uso che se ne è fatto. L'uso che se ne è fatto, in questo caso un abuso, lei dice? No, io non lo sto dicendo, noi abbiamo guardato le carte e abbiamo disposto come Dipartimento della Pubblica Sicurezza un'analisi sull'uso, poi la inchiesta non la faccio io personalmente, c'è chi la sta facendo e sta studiando esattamente le modalità di svolgimento del servizio. Insomma, se Scajola però, virgolettato, dice questi sono i miei servizi segreti, forse qualche uso distorto c'è stato, no? Sarà appurato dall'inchiesta, lei mi chiede un giudizio che sarebbe per me fin troppo banale fare, è ovvio, ogni abuso della scorta va evitato. Dal punto di vista tecnico-pratico non voglio anticipare le conclusioni che saranno appunto rilasciate nel corso di un'inchiesta che ha un suo iter tecnico. Senta, sto chiudendo, l'ha vista anche lei, Renzi 10 minuti fa entra in questa scuola milanese, poi più tardi entrerà nei cantieri dell'Expo. Le misure anticorruzione che questo governo ha varato non sono state varate con un po' di ritardo? Guardi, noi innanzitutto esprimiamo soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto contro le infiltrazioni criminali. Ad oggi noi abbiamo avuto, grazie ai protocolli mafia free dell'Expo, noi puntiamo a non fare infiltrare l'Expo da parte di organizzazioni criminali, abbiamo escluso dalle gare 33 imprese, 66 cantieri sono stati controllati, oltre 2.400 soggetti sono stati a loro volta controllati e inoltre vi è un'enorme massa di fascicoli, stiamo parlando di migliaia di fascicoli che sono stati approfonditi e studiati dalla prefettura e dagli organismi tecnici per la composizione delle cosiddette white list, cioè delle imprese pulite. Però non è bastato, questa storia di oggi ci racconta che non è bastato. Ho parlato delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Sulla questione della
corruzione. Io ho condiviso molto la scelta sia del soggetto, cioè di Cantone, sia della task force anticorruzione. Occorrerà accendere un faro ancora più luminoso su tutti questi fatti e sulle procedure, perché noi siamo convinti che ad aprile prossimo l'Italia si presenterà con una vetrina completamente trasparente, cristallina e pulita e con un buon risultato. È un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire per la sete di soldi di un po' di gente. Senta, io ho ancora 2 domande, vorrei 2 risposte davvero secche. Per esempio, Silvio Berlusconi, che in qualche modo ha ridimensionato un po' la nuova Tangentopoli, mai più con Silvio Berlusconi l'NCD? Noi abbiamo un programma molto chiaro. Secco la risposta. Lo so, però non siamo al telequiz. No, non è al telequiz. Le rispondo certamente in modo sintetico, ma me la faccia fare. Vai. Allora, la risposta è molto semplice. Noi oggi stiamo sostenendo un governo che sta restituendo speranza agli italiani. Chi vuole votare la rabbia può votare per Grillo, ma se non ti basta la rabbia e se non sei di sinistra, noi siamo l'unica componente di centrodestra, di area moderata e alternativa alla sinistra che sostiene un governo che sta cambiando il Paese. E l'impegno che prendiamo con i nostri elettori è quello di sostenere le riforme di questo governo e il cambiamento di questo governo e di usare contemporaneamente tutti i voti che riceveremo per ricostruire un centrodestra unito e vincente che possa battere la sinistra. E quindi noi siamo con tutti e 2 i piedi nel centrodestra, ma lo vogliamo fare rinascere e rifondare con democrazia e meritocrazia, che in pratica vuol dire attraverso le primarie una indicazione di leadership scelta direttamente dai nostri militanti e dai nostri simpatizzanti. Quindi un centrodestra unito e vincente è la nostra prospettiva per il futuro. Oggi sosteniamo transitoriamente insieme alla sinistra un governo che vuole cambiare l'Italia e che si contrappone al partito della rabbia. Noi vogliamo rappresentare la speranza e siamo la speranza di centrodestra, di un governo che ha il 60% di fiducia da parte dei cittadini e dentro ha un PD che raccoglie intorno al 30% secondo i sondaggi. Quindi vuol dire che c'è un altro 30% di elettori moderati di centrodestra alternativi alla sinistra, ai quali noi diciamo: se non vi basta la protesta e non siete di sinistra, ci siamo noi. Va bene, allora grazie. Non era un telequiz questo, grazie al Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Grazie a voi dell'ospitalità. Agorà, adesso grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, alla pazienza ai nostri ospiti e grazie anche a Elsa Di Gati che è qui già in studio. Aspetta, mi manda le 3 adesso. Buongiorno, benvenuti. Allora lo facciamo noi il telequiz adesso perché andiamo davvero di gran corsa. Parliamo oggi anche di lotterie, di gioco d'azzardo, tutti alla rincorsa della vincita, ma non sempre, mi verrebbe da dire, la fortuna porta fortuna, perché a Pavia la fortuna è diventata un incubo, guardate. Il mio era, che ne so che colore era, non era nero, non era bianco, era... come faccio a saperlo? I soldi ce li ho dati io, i soldi. Ci ho dato 10 euro, gli ho detto prendi 2 biglietti, uno per me, uno per te. Uno l'ho dato a mia nipote, l'ha grattato a mio nipote, era il vincente. Il suo non ha vinto niente. Lei si è appropriata del biglietto, sì, la domenica mattina viene a casa e dice che il biglietto l'ha vinto lei. Al pomeriggio siamo andati fuori a prendere le pasticcine, abbiamo mangiato le pasticcine, la sera vengo a casa, all'indomani mattina lo vado a depositare. Voleva andare a casa sua a prendersi il biglietto. Allora, mio marito disse no, si fa una cosa legale. Si va dai carabinieri e si fa la denuncia. Me l'hanno sequestrato. La speranza è che arrivino questi benedetti soldi che i ragazzi e noi abbiamo vinto. 500.000 euro. Allora torneremo su questa storia più tardi. Intanto vi presento un volto noto, mi verrebbe da dire, della TV d'assalto, la Iena, Nadia Toffa. Buongiorno, Nadia, a voi. autrice di un libro che si intitola Quando il gioco si fa duro, son dolori, aggiungo io. Davvero? Quando il gioco si fa duro. Senti Nadia, quante probabilità di vincere abbiamo?
Per esempio al Superenalotto. No, il Superenalotto è 1 su 622 milioni. Detto così non vuol dire nulla. Ci sono alcuni giochi per far capire quali sono le reali probabilità di vincere, no? Ti faccio un esempio sul Win for Life, che tutti conoscono, è quello che ti dà il vitalizio, no? È la famosa lotteria. Uno stipendio al mese, perfetto. È molto più probabile, statisticamente, venire investiti da un'auto andando a comprare il Win for Life piuttosto che vincere al Win for Life. Dopo che hai detto così, nessuno giocherà più al Win for Life per paura magari di essere investito. Allora, ci torneremo più tardi con Nadia, ma naturalmente parleremo anche di tante altre cose. Sentirete la storia di un pensionato che a sua insaputa si è ritrovato a finanziare un sindacato, ma anche della storia di un uomo la cui casa è invasa da una voragine. Ci vediamo fra poco dopo le tribune elettorali. In vista delle elezioni europee del prossimo 25 maggio, trasmettiamo i messaggi autogestiti di Scelta Europea, Lega Nord, Green Italia, Verdi Europei. Ghi, che Europa scegli? L'Europa che scelgo è unità. Basta con l'egoismo degli Stati nazionali. Serve un governo federale che risolva i problemi dei cittadini. I nostri singoli Stati da soli non contano più niente nel mondo. La mia è una scelta europea per avere in Italia e in Europa una realtà liberal-democratica. Sono Michele Boldrin, candidato per Scelta Europea e non voglio uscire dall'euro. Voglio che l'euro entri nelle tasche degli italiani. Voglio credito per chi lavora e discredito per chi specula. Voglio che a vincere siano i più bravi, non i raccomandati. Voglio riavere anzitutto la mia sovranità. Siamo cittadini, non sudditi. È una scelta per unire l'Italia e non per dividerla. Di questo sono orgoglioso. La missione di dare una mano al Mezzogiorno d'Italia per trasformare le sue difficoltà in grandi opportunità. E sono convinto che il superamento della crisi nelle zone meridionali del Paese comporterà il raggiungimento di grandi obiettivi per l'Italia intera. Scegliere l'Europa significa scegliere il progresso, la crescita, lo sviluppo, la competitività delle nostre imprese, la formazione per i nostri ragazzi e il lavoro dopo la formazione, significa uscire da un clima di austerità. Il 25 maggio scegli l'Europa, vota Scelta Europea. Salve, sono Pietro Isacchi, ho 56 anni. Io sono Vera Sodero. Mi chiamo Fabio Visconti, ho 21 anni. Sono Stefano Garassino. Sono Lorella Fontana. Mi chiamo Cinzia, ho 38 anni. Sono Virginia, ho 22 anni e sono una mamma e un'imprenditrice. Voto la Lega Nord perché è l'unico partito che difende il lavoro e i giovani italiani. Ritengo che sia importante dare sostegno alla politica della Lega Nord per chiedere ordine per il nostro Paese. Dobbiamo liberarci di questa palla al piede che è l'euro e riprendiamo in mano il nostro futuro.
futuro. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io, perché credo nell'Europa nata per garantire pace e benessere. Io sono contro questa Europa. Non ho bisogno di un Parlamento europeo che stabilisca a quale distanza piantare i miei alberi. L'Unione Europea è una macchina che fabbrica povertà. La Lega sono io e sono contro questa Europa che non ha garantito il mio lavoro. Che ha distrutto 50 anni di conquiste economiche e sociali. La Lega sono io che difendo la mia economia. Mentre l'euro sta portando solo conflitti tra gli Stati membri e miseria. Io sono per l'Europa dei popoli e non delle banche e dell'euro. Rimanere nell'euro è come stare in una casa col tetto che sta per crollare. In tutti questi anni di euro ho visto svanire i risparmi di una vita intera. Perderemo anche le nostre pensioni e i frutti del nostro lavoro. Solo fuori dall'euro possiamo ricominciare a sperare. Sono stanco di sentirmi dire che l'euro sarà la soluzione di tutti i nostri mali. L'euro è il male, non la soluzione. La Lega sono io, che voglio tornare a essere padrone del mio futuro. Basta euro. Basta euro. Basta euro. Basta euro. Basta a questo euro. Sono passati 12 anni dall'introduzione dell'euro e vi chiedo, stiamo meglio o peggio di 12 anni fa? La risposta la sappiamo. Ecco perché siamo contro questa Europa e questo euro. La Lega sono io, perché cancellare il reato di immigrazione clandestina vuol dire spalancare le porte a milioni di disperati e appendere un cartello sulle nostre coste con sopra scritto "Avanti c'è posto". Dico basta a questa immigrazione, perché con 4 milioni di disoccupati non è razzismo, ma solo buonsenso. Ci sono dai 300 ai 600 mila immigrati pronti a sbarcare in Italia dalle coste africane. Allora che senso ha aver cancellato il reato di immigrazione clandestina? La Lega sono io, che voglio più sicurezza e legalità nel mio quartiere. La Lega sono io, perché con le nostre tasse bisogna aiutare prima di tutto i disoccupati e i lavoratori italiani, non altri. La legge Fornero ha ingiustamente allungato la vita lavorativa di milioni di donne già impegnate nel lavoro familiare. La Lega sono io che firmo per cancellare la legge Fornero, per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori e speranza di un futuro migliore ai giovani come me. L'euro ha distrutto la nostra economia, la nostra sovranità e la nostra libertà. Il 25 maggio c'è un solo voto utile per dire basta a questa Europa. Il voto alla Lega Nord. Allora? Vuoi continuare a mangiare cibo spazzatura?